Qui sono a Monte delle Formiche, sono in comune di Pianoro. Vedete, questa è una grande frana che ha ostruito il passaggio che porta alle coltivazioni di un agricoltore. Addirittura l'intensità della pioggia è stata talmente intensa che ha praticamente sradicato questa quercia, quindi vedete la violenza dell'acqua e soprattutto i volumi d'acqua che sono venuti ha fatto anche questo, quindi è andata a intaccare ad alberi secolari, quindi dove c'è una natura di fatto che non è stata toccata, non sono stati fatti interventi invasivi. Dopo una camminata di 5-10 minuti, facendo un percorso ad ostacoli perché qua le frane sono ovunque, raggiungo Franco Castelli che sta guardando quelli che sono i disastri fatti da queste piovute. Buongiorno Franco. Lì c'è il vigneto, ma qua c'è una frana imponente che ha trascinato a valle vigneti e anche ulivi. Allora, la tua è un'azienda frutticola, viticola, mista, bilanciata io la chiamo. e questo un tempo era un percorso naturalistico. Certo, era un percorso dove tutti i nostri ospiti della città venivano a vedere il mio vigneto e venivano a vedere che continuava fino al santuario del Monte delle Formiche. Ora è rimasta desolazione, non so cose, non si assomiglia più. Un vigneto storico che fortunatamente però non è stato intaccato, insomma, dalla forza delle frane. Però abbiamo crepacci dovuti all'acqua, perché avendo interrotto tutti i flussi dell'acqua, adesso lì ci sono crepacci da tutte le parti, quindi non possiamo intervenire perché è un rischio notevole. Quindi entrare in campo qua col trattore non ci si riesce, siamo arrivati a piedi. Per una stagione non si riesce a recuperare niente per una stagione, perché è pericoloso, non c'è più accesso con mezzi e Questo è uno dei fronti franosi più imponenti, insomma, qua diciamo che sono all'incirca quasi 200 metri di frana, che ha coinvolto anche delle querce secolari che fortunatamente lì hanno resistito. hanno rischiato, però hanno resistito. Comunque le querce sono andate via in piedi e hanno fatto il loro percorso. Qui c'erano anche ulivi, C'era anche qualche pianta di olive, però l'uliveto proprio ce l'ho nell'altro pezzamento, però è andato via tutto e Voi siete rimasti isolati per quanto tempo? noi siamo stati isolati per una settimana. Mia figlia è andata via di casa perché non poteva reggere la situazione. E mia moglie è ancora a casa e ci sono delle strade ancora chiuse. Quindi siete riusciti voi con i vostri mezzi un po' a liberare la strada? Abbiamo liberato un po' con i nostri mezzi e tuttora stiamo facendo degli interventi tampone. Il bosco, com'è la situazione del bosco che anche nonostante ci sia un apparato radicale, ci siano alberi che comunque hanno retto, però mi dicevi che quando facevi i lavori dentro al bosco sentivi insomma vibrare il terreno. Certo, noi abbiamo fatto dei primi interventi sul bosco dopo la prima bomba d'acqua e quando facevo degli interventi forzati sono scappato via perché era già sera, però sentivo delle vibrazioni, dei scrocchiolii. Allora, per fortuna è arrivata la sera e sono andato a casa. Nella notte gli altri 100 millimetri c'è stata la catastrofe totale. Quanto tempo impiegherai per risistemare questa situazione? Questo è recuperabile. Qui penserò di recuperare un 20-25% perché là abbiamo un crepaccio che sta aprendo, quindi colascerà. L'acqua le sa perché adesso ci sono tante acque là, tante acque in falda. Si potrà recuperare qualcosa qua che dovrò fare anche le recensioni di nuovo perché questo vigneto ci aveva le recensioni per i cinghiali, per caprioli, per tutto quello che è la natura che vuol mangiare, no? Ecco, qui il terreno è veramente collassato, qua purtroppo non c'è nulla da fare, Franco, anche perché in fondo c'è il torrente, quindi sta scendendo tutto. Tutti quegli alberi in piedi sono scivolati, quel pioppone immenso lì è la quercia, sono scivolati e sono rimasti in piedi, quindi sono partiti con la zolla e tutto il resto. E hanno rotto tutti gli scoli dell'acqua e di conseguenza c'è stato l'effetto domino. L'acqua
è andata a destra e a sinistra, la notte i 200 mm, 120 mm hanno fatto il resto. Già è difficile coltivare in queste condizioni, perché qua devi lavorare praticamente a mano, insomma, sì. qua i mezzi meccanici si fa Qui fatica. qui si lavora all'80% a mano, però era un gioiellino storico che piaceva alla gente e andavo avanti, insomma, e mi piaceva anche perché come vediamo le piante sono curatissime, però adesso Cosa succederà non si sa. cosa succederà non si sa perché non riesce a fare un trattamento preventivo, non riesce a fare niente. Io credo Non che si riesce a curare la quel po' vite. che rimarranno non si riesce, credo che non si riesca perché abbiamo ancora acqua in falda e sopra, che sta, più ci abbassiamo più acqua c'è. Oltre a un crepaccio, là siamo 6 metri di vuoto, è anche pericoloso, lì bisogna mettere qualcosa sicuramente, bisognerà fare, c'era una strada, non c'è più, quindi bisognerà portare delle strade più a monte, bisognerà pian piano. Insomma, un po' alla volta, Un po' alla insomma. volta, dai, un po' alla volta ce la faremo. Questo è un vigneto che ha 80 anni. Certo, quella vite lì è un vigneto, è una vite che ha 80 anni, è una vite che è stato fatto con dei portainnesti storici che meno malattie, magari un grappolo in meno, però resiste. C'è ancora tanta acqua che ristagna, come ad esempio anche in questo campo di orzo che apparentemente bello, lo è per la verità, in realtà quando sarà il momento di andare a mietere qua i mezzi meccanici non riescono a passare perché le frane impediscono il passaggio di mezzi che sono anche larghi 4 metri. Quindi questo probabilmente resterà in campo. Abbiamo attraversato una vallata con non poche difficoltà perché comunque il territorio è devastato dalle frane e ci siamo recati in comuni di Monterenzio, altro territorio che è stato colpito da questi movimenti franosi e dall'alluvione. Questa è l'azienda agricola, azienda zootecnica biologica di Marisa Montebugni. Buongiorno Marisa, adesso sembra la situazione sembra abbastanza tranquilla, in realtà ancora ci sono delle emergenze. Voi per diverso tempo siete stati senza luce, senza acqua per le bovine e quindi siete stati un po' tagliati fuori. Beh, purtroppo sì, eravamo isolati, siamo stati isolati quasi una settimana, ecco, la prima strada che si è aperta, sono 4 le strade che possono raggiungere questo crinale. La prima che è stata aperta con i mezzi propri da Luca e Riccardo. Quindi dai figli? Dai miei figli, sì, perché l'isolamento, credetemi, è una roba terribile, perché purtroppo, ecco, pensavo come potevano fare un tempo i nostri avi, insomma, a vivere. Invece oggi, con l'evoluzione che c'è stata, ecco, essere isolati, e poi soprattutto l'allevamento ci dava una grossissima preoccupazione perché il lattaio è passato, noi siamo soci della cooperativa Granarolo e il lattaio è passato martedì della scorsa settimana e poi è tornato mi pare venerdì mattina. Quindi il problema era anche stoccare il latte che doveva arrivare a destinazione. Assolutamente, oltre alla pioggia e avere questi paddock allagati perché l'acqua è stata talmente tanta che non c'erano più anche le fogne che ci sono, l'allevamento è all'avanguardia con tutte le fognature possibili eccetera, ma l'acqua arrivava. Paradossalmente però mancava l'acqua potabile per le bovine. Mancava l'acqua potabile per le bovine, fortunatamente avevamo un po' di raccolta di acque piovane e abbiamo utilizzato quelle. Io temevo di dover rinunciare a questa realtà agricola e di non avere più la possibilità, insomma, di continuare a produrre latte, il pensiero delle mucchine che potessero soffrire per questa mancanza di acqua, perché l'acqua senza mangiare possono stare, ma senza acqua no. Senza acqua è difficile. Non può vivere l'umano, ma neanche l'animale. A proposito di mangime e di foraggi, com'è la situazione in campo?
Allora siamo preoccupatissimi. Noi adesso la situazione sembra essersi un attimo attenuata e quindi stiamo andando dietro alle emergenze, i pali della luce rovesciati da alberi, gli smottamenti ovunque ci si guardi attorno, i campi sono delle stese di erba medica che è diventata paglia e quindi questo non sarà un prodotto utile per l'alimentazione dei nostri animali. Inoltre le difficoltà poi a andare poi nei campi, e questa è una roba che ci preoccupa molto perché la nostra azienda sarebbe autonoma, ha una superficie molto estesa, ma ovunque ci giriamo è tutta coinvolta da quest'acqua abbondantissima e frane. Insomma, un disagio diffuso. Grazie Marisa, continuiamo a parlare dopo un po' di pubblicità, ahimè, ancora di quello che succede sul nostro territorio.